è tempo di iniziare. A me il compito di salutare e introdurre questa serata nell'ambito dei festeggiamenti, degli eventi pensati in onore della nostra patrona Santa Augusta. Il saluto davvero cordiale, francescano, cattolico, è rivolto a tutti, a cominciare a Padre Aldo e ai frati della comunità francescana che gentilmente ci ospitano questa sera, agli illustri relatori che ci intratterranno come Fra Aldo Zerbinati e la professoressa Antonella Uliana, poi alle musiciste Lorena Pagotta alla tastiera e Federica Feltrin al flauto traverso che ci intratterranno, ma soprattutto, e agli amici che guardo direttamente nella telecamera, agli amici di Federico, agli amici della grande famiglia della Tenda TV che ci seguiranno prossimamente. Ma soprattutto lasciatemi menzionare in maniera speciale l'ideatore, colui che fortemente, tenacemente ha pensato, ha voluto questo momento, questa serata, a Gianni Carminati, il nonzol di Santa Augusta, del santuario di Santa Augusta. Questa serata, un'oretta, procederà per accostamenti, per duetti. Allora, il primo duetto è quello che vede insieme le due figure del beato Fra Claudio Granzotto e di Santa Augusta, patrona di Serravalle. Un altro duetto, c'è il duetto qui musicale, l'altro duetto si svolge nei due registri di questa serata, che è al tempo stesso una serata spirituale, con le figure di due santi che in qualche maniera vengono sviluppate, ci vengono proposte, e poi il registro, la dimensione più culturale, e qui sarà proprio la professoressa e l'assessore Antonella Uliana che con la sua riconosciuta competenza ci guiderà, ecco, a conoscere le opere di Fra Claudio. Io ho quasi finito, però ho ancora un pensiero che desidero sviluppare. Ecco, come mai questo binomio Fra Claudio Granzotto e Santa Augusta che ci azzeccano? Potrebbe sembrare effettivamente un accostamento un po' diseguale, disparato, diversificato. L'uno, un santo e una persona recente, contemporanea, possiamo dire, le cui tracce sono ancora, ci parlano fresche qui in questa chiesa. L'altra invece ci porta in una stagione molto 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 remota, antica, anche se, permettetemi questa divagazione, certe scene che vediamo alla televisione in questi giorni ci fanno pensare anche alla barbarie di quei tempi nei quali l'impero romano si stava disfacendo, che fanno da cornice alla vita di Santa Augusta. Ritorno sul solco, le due figure diverse tra loro. L'una, una giovane ragazza nobile, come fu Augusta, figlia del re Matrucco, una laica, l'altro, almeno nella seconda parte della sua vita, un religioso, consacrato totalmente a Dio e al servizio dei fratelli lungo un sentiero che è quello della spiritualità francescana. Sono due modalità
molto diverse tra loro. Poi possiamo anche dire l'una martire, morta martire nella sua giovane età, l'altro invece che ha testimoniato, finché la salute gli ha consentito, in piena serenità la propria fede, ha potuto manifestare quello che aveva dentro dispiegandolo in un arco di vita un po' più allargato. Poi, lasciatemi anche toccare questa diversità, Fra Claudio di Santa Lucia di Piave, ma poi la vita l'ha portato a Venezia, non so se anche a Roma, adesso casomai qualcuno ce lo dirà, o nella sua veste di artista in altre città, e poi qui, cenedese, in questo angolo di Ceneda. Siamo a Ceneda, vero qua? Sì, non dico male. Mi sembra che il Domo è qui a non molti passi. L'altra invece Serravallese, e penso che non si sia allontanata di tanto nella sua giovane vita. Ecco, vedete che le diversità non mancano. Che cosa li accomuna? Certo, la santità. Santa Augusta, beato, ma ci auguriamo fra non tanto tempo anche Fra Claudio, santo. Due figure di santità. Ecco, la santità, e qui davvero concludo, non è una sorta di eroismo nella vita della Chiesa, è una chiamata comune. C'è un filo che tiene uniti i santi. I santi vivono a partire dalla comunione, la comunione di Dio con noi, che poi si manifesta, si esprime nella comunione all'interno della vita di fede tra fratelli e sorelle nella fede. Ecco, mi auguro che contattare, che approfondire la conoscenza di questi due santi, di questi due testimoni, possa aiutare ciascuno di noi a guardare alla propria vita con più serenità, con più riconoscenza e anche con più coraggio nella fede. Ecco, il grazie per tutti coloro che hanno collaborato anche al Comune che sostiene questa iniziativa. Ecco. E possiamo davvero vivere con gioia questi giorni in onore della nostra Santa Patrona. Questo primo intervento, spero si senta abbastanza con la mascherina, in questo primo intervento cerchiamo di riassumere un po' i tratti fondamentali della vita e qualcosa della spiritualità di Fra Claudio. Riccardo Granzotto nasce il 23 agosto del 1900 a Santa Lucia di Piave, al quartiere La Granza, da Antonio Granzotto e Giovanna Scottò. Ultimo di 9 fratelli, viene battezzato il 2 settembre con il nome di Riccardo Vittorio e il 2 settembre sarà poi la data della sua memoria liturgica dopo la beatificazione avvenuta nel 1994, il 20 novembre. Fin da bambino dimostra innate abilità artistiche sia nel disegno che nel modellare la creta.
In seguito alla morte del papà, all'età di 9 anni, lascia i banchi della scuola e all'inizio della terza elementare per occuparsi assieme ai suoi fratelli della famiglia. Tenta di apprendere il mestiere di calzolaio, poi di falegname e infine entra come muratore nella piccola impresa edile del suo fratello maggiore Giovanni. Ma la sua passione rimane quella del disegno. Sul finire del 1917, dopo la disfatta di Caporetto, c'è il bando Cadorna, per il quale Riccardo è precettato alla costruzione di fortificazioni militari lungo il Piave e quindi viene coinvolto, come dire, 17enne, adolescente, in prima persona, negli ultimi bagliori, particolarmente feroci in queste terre, del primo conflitto mondiale. Arruolato regolarmente nel 18, prende il brevetto di radiotelegrafista e motorista a Tivoli, presso Roma, e con queste qualifiche presta servizio nel genio militare per un anno in Albania, in appoggio alle nostre truppe italiane. Si congeda il 18 ottobre del 1921. Ritornato al suo paese, Santa Lucia di Piave, riprende a lavorare col fratello Giovanni, ma comincia anche, dopo molte sollecitazioni, a studiare, a frequentare la scuola di arte serale a Conegliano, dopo la giornata di lavoro, 2 ore ogni sera. Incoraggiato dal parroco, che è Monsignor Vittorio Morando, che è stato un mecenate di vari giovani artisti, tra i quali Beppi Modolo, l'autore di quella tela, discepolo a sua volta del Beato Claudio, incoraggiato da Vittorio Morando e sostenuto economicamente dal fratello Giovanni, si trasferisce a Venezia, dove consegue la maturità artistica che gli consente l'ingresso nel 1925 all'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Si diploma come scultore nel 1929 con il massimo punteggio e la lode. Giusto riconoscimento per il sacrificio di anni dedicati allo studio senza distrazioni, lavorando anche fuori delle ore della scuola, nelle ore libere, presso lo studio del professor Domenico Rupolo, che è sovrintendente alle opere d'arte del Palazzo Ducale. Si segnala già negli anni dell'Accademia per i suoi lavori. Il primo lavoro in marmo è intitolato Lidia, ma conosciuto di più come L'anima e la sua veste, e viene notato e lodato da un illustre scultore dell'epoca, accademico d'Italia, che è il professore Adolfo Wild, che è in visita all'Accademia di Venezia e loda quest'opera. E poi già nel 1928, quindi ancora studente, realizza quello che è già un po' un capolavoro, l'acquasantiera monumentale, possiamo dire così, che trovate nella chiesa di Santa Lucia di Piave. Nel 29 si diploma ed è lo stesso anno in cui viene indetto il concorso per la costruzione a Roma del Foro Mussolini, che oggi è il Foro Italico. Questo concorso e il progetto prevede uno schieramento di statue di atleti richieste a tutte le province italiane. Il professor Granzotto decide di prendere parte a questo concorso e realizza la Volata, un colossale atleta che sta per lanciare una palla. Sorprendentemente, perché lui è ancora uno sconosciuto, la statua, il suo bozzetto, vince il concorso con un premio di 10.000 lire, torniamo a quell'epoca, per rappresentare la provincia di Treviso, solo che non riesce e non può poi realizzare la statua definitiva, che sarebbe stata di 6 metri in marmo di Carrara, perché gli arriva un telegramma nel quale gli dice che non se ne farà niente, probabilmente perché non è iscritto al Partito Nazionale Fascista, e con questo telegramma con saluti fascisti lui viene lasciato a casa.
Questa amara vicenda segna in profondità il cuore del giovane professor Granzotto e apre in lui un'acuta crisi esistenziale e religiosa e un processo di revisione un po' di tutta la sua vita. Continua certamente a scolpire, sostenuto dall'architetto Rupolo e da Monsignor Morando, che gli ottengono diverse commissioni nell'ambito dell'arte sacra. È di questi anni, primi anni 30, il protiro della chiesa di Santa Lucia di Piave con i 2 leoni, chi è stato ricorderà, gli angeli per la chiesa di Salzano e ancora nel 1933 la splendida statua di Santa Lucia sempre per la sua chiesa parrocchiale. Scolpisce, ma soprattutto Riccardo inizia a cercare nella preghiera prolungata e nell'adorazione notturna dinanzi all'Eucaristia nella sua chiesa, si fa chiudere in chiesa la sera e sta lì a pregare tutta la notte, inizia a cercare la luce per riorientare, potremmo dire, la sua vita. La meditazione, la preghiera e i soggetti sacri che scolpisce iniziano a forgiarlo nell'anima e in questo processo di conversione si chiarisce anche progressivamente la prospettiva di una scelta radicale di vita, quella di consacrare la sua vita al Signore in qualche ordine religioso, lontano dal mondo e dalla sua mentalità, che non gli impedisca tuttavia di esercitare la sua arte, che per Riccardo è un mezzo anche per avvicinarsi a Dio. È un contemplativo Riccardo e allora cerca e pensa di entrare in ordini contemplativi, interpella, bussa alla porta dai benedettini di Monte Cassino e poi dai certosini di Pavia, ma da entrambi questi ordini viene a sapere che abbracciando la loro vita non avrebbe più potuto esercitare la scultura. Questa possibilità resta aperta invece nella scelta di vita religiosa francescana, che provvidenzialmente Riccardo incrocia nel 1932 quando, attraverso la figura di padre Amadio Oliviero, un frate di questo convento di Vittorio Veneto che quell'anno predica a Santa Lucia di Piave, e riesce appunto a parlargli dei suoi desideri. L'amicizia con padre Oliviero e l'assicurazione ricevuta dal ministro provinciale dei frati minori di allora, che era il padre Tito Castagna, di poter continuare ad esercitare la scultura anche da frate, aprono finalmente la strada alla scelta definitiva. Riccardo Granzotto seguirà le orme di San Francesco, nonostante l'opposizione della famiglia e anche di alcuni amici, ai più affezionati dei quali scrive delle lettere, ce ne sono rimaste 4, proprio nell'imminenza del suo ingresso nella vita religiosa, e lì spiega le motivazioni della sua scelta, che non è una scelta improvvisata, ma maturata in quegli anni. Il 7 dicembre del 1933, nella laguna veneta, nell'isola di San Francesco del Deserto, veste l'abito francescano dei postulanti laici, cioè quelli che poi non sarebbero diventati sacerdoti, ed è presentato, quindi inizia il suo cammino, ed è presentato dal suo parroco con queste testuali parole: l'ordine acquista non solo un artista, ma anche un santo. Non ha bisogno che di essere moderato nel suo fervore. Pochi mesi dopo che è a San Francesco del Deserto, per obbedienza riceve l'incarico di andare a Chiampo, lui è ancora postulante, di andare a Chiampo e costruire una grotta, la grotta che sia copia della grotta di Lourdes, e quindi va a Chiampo, prima va a Lourdes, si ferma 3-4 giorni a pregare, non porta nemmeno uno schizzo a casa, tanto dice ce l'ho tutta in testa, e riproduce nel cemento
costruisce nel cemento una copia esatta, perfetta, della grotta di Lourdes. Fa poi la statua della Madonna, ma non copia quella di Lourdes, fa la sua Madonna, come la vede lui. Era un innamorato dell'Immacolata. Terminata e inaugurata la grotta nel 35, verso la fine del 35, ritorna a San Francesco del Deserto e il 7 dicembre del 35 inizia l'anno di noviziato, che è l'anno canonico della prova, ricevendo il nome di Fra Claudio. L'8 dicembre di un anno dopo, nel 1936, emette la professione religiosa dei voti temporanei e il maestro dei novizi di allora, padre Camillo Nervo, gli firma il quaderno del metodo di vita spirituale che Fra Claudio ha scritto durante l'anno di noviziato e che costituirà il suo progetto di vita religiosa, curato nei minimi particolari, come egli faceva e continuerà a fare per le sue opere scultoree, per ricavarne veramente alla fine un capolavoro, un'opera d'arte. Già in questi propositi del metodo di vita noi troviamo gli elementi chiari della spiritualità di Fra Claudio. Un'osservanza scrupolosa e radicale dei 3 voti, l'impegno nella carità e nell'umiltà, che considera la sfida più ardua per lui e per la quale fa addirittura un voto di umiltà articolato in 5 impegni precisi. Poi l'impegno nella preghiera e nella contemplazione, soprattutto incentrati sul Cristo crocifisso e sulla sua Santissima Madre, la Vergine Immacolata, alla quale si è consacrato prima ancora di entrare nella vita religiosa. E poi l'ora di adorazione notturna che già praticava dal 1930 e continuerà fino alla fine, in un atteggiamento di riparazione dei peccati del mondo, in comunione con Cristo sofferente. Sullo sfondo c'è la devozione a Maria, c'è i messaggi della Madonna di Lourdes e quelli di Fatima, che sono del 17, dove la Madonna invita a una penitenza per la conversione, per la riparazione dei peccati, a pregare e anche per scongiurare castighi divini, diciamo. Dopo la prima professione è destinato al convento di San Francesco di Vittorio Veneto, questo convento, dove arriva il 22 dicembre del 36 e dove si dedica a mettere in pratica questi propositi. Si dedica ai lavori più umili, pulire le pentole, accudire alle galline, ai maiali. Quando il suo amico Beppi Modolo viene a trovarlo, il pittore, e gli dice: ma non vai mai avanti con le tue sculture, tu che sei un professore? E lui dice: guarda, sono già arrivato quasi a provare lo stesso piacere a lavare le pentole che a scolpire il Cristo. Si dedica all'assistenza dei sacerdoti celebranti e quando la gente va a prendere le messe, a ordinare le messe ai frati, molti dicono: mi piacerebbe che la messa per quel mio defunto fosse servita da Fra Claudio. Si dedica alla cura dei malati, è un po' l'infermiere della comunità, ne abbiamo tracce nella cronaca del convento. Si dedica alla questua, che chiede esplicitamente di poter praticare anche al suo paese natale, a Santa Lucia, dove è conosciuto come il professor Granzotto, grande scultore, famoso scultore. Prega e passa lunghe ore nell'adorazione notturna e comunque realizza in questi anni varie opere di scultura, tra le quali quelle che vedete in questa chiesa, dove c'è anche il suo capolavoro di cui poi si parlerà, ma anche altre opere, delle copie della grotta di Lourdes in alcuni paesi, e poi le ultime opere che sono dei bassorilievi con il volto di Cristo, la sua ricerca incessante del volto di Cristo. Sono gli anni in cui si prepara alla professione solenne, che sarà l'8 dicembre del 1941. Siamo dentro gli anni della guerra,
Nel santino della sua professione solenne vengono scritte queste parole: estrassi dal marmo duro candide statue di santi, della Vergine di Cristo, Gesù si degni formare me un vero frate minore, ora che tutto mi consacro a Lui irrevocabilmente. È la ripresa di un pensiero che è costante. Io scolpisco statue, ma il Signore scolpisca la mia anima. Questo è il capolavoro che nessun altro può fare, solo il Signore. Sono anche gli anni della Seconda Guerra Mondiale, aveva già vissuto la prima da adolescente, vive questa seconda, e in questi anni Fra Claudio intensifica la sua dedizione verso i più bisognosi, verso i poveri. Rinunciava ai pasti per offrire il suo pranzo ai poveri. Quando andava a fare la questua, e per questo i frati lo rimproveravano, tornava a casa con poca roba perché in realtà l'aveva già distribuita per i bisognosi lungo la strada e le famiglie povere che conosceva. Donava la legna destinata ai poveri, a riscaldare i poveri, destinata a riscaldare il suo laboratorio dove scolpiva, la donava ai poveri e lui bruciava qualche foglia secca o carta umida che produceva solo fumo. Sono gli anni in cui si intensifica la frequentazione del santuario di Sant'Augusta e di questo sentiremo dopo la preziosa testimonianza dal vivo di chi ha conosciuto Fra Claudio in questa circostanza, sua Sant'Augusta. Esempio di carità cristiana, di umiltà e di generosità, Fra Claudio muore, come da lui predetto, il 15 agosto del 1947, dicendo: per l'Assunta me ne vado, consumato da un devastante tumore al cervello. Vi voglio leggere, e sto per finire, la cronaca del convento. Sono andato a cercare il 15 agosto del 1947. Queste sono le parole. Muore in concetto di santità nella clinica di Padova, colpito da un tumore al cervello dopo pochi giorni di malattia, il nostro confratello, professore di scultura Fra Claudio Granzotto. Se ne fecero le esequie nel convento di San Francesco Grande a Padova. Poi la salma venne trasportata a Santa Lucia di Piave, ove ebbe presente tutto il paese. E da qui fu trasportata nel nostro convento nel pomeriggio e deposta nella Cappella dell'Immacolata. E nel giorno successivo, 18 agosto, se ne fecero le esequie celebrate dal padre Crescenzo Zaros, definitore provinciale delegato, che tenne pure l'elogio funebre esaltando la laboriosità e l'esemplarità del confratello. La salma fu condotta nel cimitero comunale e tumulata nella nostra tomba, qui a Ceneda, dove rimase per 4-5 anni e poi fu trasportata un po' proditoriamente a Chiampo e sepolto davanti alla grotta che lui aveva realizzato da postulante. A Chiampo è diventata la meta di molti pellegrinaggi. In seguito alla sua morte giunsero numerose testimonianze documentate e verificate di grazie ricevute dal frate scultore. Nel suo metodo di vita aveva già scritto: mi farò tutto a tutti, aiuterò e consolerò tutti. Il 20 novembre del 1994 Fra Claudio Granzotto è stato proclamato beato da Papa Giovanni Paolo II. Io mi fermo qui e adesso lascio la parola alla professoressa Ogliana. Allora, abbiamo sentito parlare della vita di Fra Claudio, una vita così particolare. Il mio compito questa sera è quello di parlarvi dal punto di vista
del critico d'arte, dello storico d'arte, di quelle che sono le due opere contenute all'interno di questa chiesa. Ma all'interno di questa chiesa noi abbiamo modo di poter ripercorrere la vita del Beato attraverso le vetrate che ora non possiamo vedere perché fuori non c'è la luce. Ma io vi consiglio e vi invito ad entrare all'interno di questa chiesa in un qualsiasi momento, in una qualsiasi ora della giornata, perché sarete avvolti da una luce azzurrina, l'azzurro, l'atmosfera mistica dell'interno, quell'atmosfera che provoca il brivido quando noi entriamo, per esempio, all'interno di una cattedrale gotica. Ebbene, nella chiesa dei frati, qui a Vittorio Veneto, le vetrate sono vetrate d'artista. Queste vetrate sono state realizzate da un artista, Lino Di Netto, è un artista nato ad Este nel 1927 e ancora vivente. È un artista che ha realizzato le vetrate anche per l'abbazia di Monte Oliveto, il ciclo di vetrate per il Duomo di Monte Carlo. È un artista molto importante, poliedrico, che si sperimenta in tutte le arti. E qui gioca all'interno della chiesa di San Francesco con i colori puri, accostandoli sapientemente e raccontandoci vetrata dopo vetrata la storia di Fra Claudio. E quella che vedete qui è la prima vetrata nella quale rappresenta Fra Claudio che scolpisce, come ci stava appunto raccontando prima, la Madonna della grotta di Chiampo. È una Madonna particolare, l'abbiamo sentita. Pensate che il cardinale Albino Luciani, quando divenne patriarca di Venezia, nel 1976, durante una celebrazione all'interno della grotta di Chiampo, disse: in questa grotta Fra Claudio ha dato, senza saperlo, il tocco dell'arte francescana alla teologia francescana dell'Immacolata. Con la sua statua ha dato un sigillo di marmo ai libri dei confratelli teologi. Un particolare, l'azzurro, vedete, luminoso, che incanta con la atmosfera mistica che riesce a creare all'interno della chiesa, perché il blu, che vedrete è la componente fondamentale di queste vetrate, il blu è il colore dello spirito, del sovrasensibile, del mistero, dell'insondabile, è il blu del cielo che ricopre il mondo dell'uomo e lo custodisce. E il particolare del martello, conservato nel museo a lui dedicato, che appunto ha utilizzato per le sue sculture. E il volto, ecco, ho voluto inserire il volto della Madonna perché è un volto che ritroviamo come espressione anche nelle sculture presenti all'interno di questa chiesa, anche se qui gli occhi sono aperti, mentre nella scultura del Cristo sono chiusi. È un volto proteso, gli occhi sono aperti in una visione celestiale. Sono sorrisi quelli che Fra Claudio riesce a rappresentare, che vincono la pesantezza della materia. Sono sorrisi che vedono la luce, anche quando gli occhi sono chiusi. E poi Fra Claudio che serve i poveri. Queste sono vetrate realizzate probabilmente nel 94, che è l'anno della beatificazione, mentre il rosone centrale alla facciata della chiesa, che rappresenta San Francesco,
Venne inaugurato nel 1982 per il centenario della nascita del santo. Ecco appunto alcuni particolari che ci fanno capire come Dinetto abbia la conoscenza perfetta della storia dell'arte, dei grandi maestri dell'arte italiana, da Masaccio a Giotto. E questo è un momento particolare, molto toccante, perché è il momento della sua consacrazione, ma noi sappiamo che questo era anche il suo modo di pregare, il modo dei mistici. Lui rifiutava il banco dove appoggiare le braccia, prega alla maniera dei santi e ce lo dice lui stesso. L'anima, dopo un'ora di intensa preghiera, si fa tanto leggera da non avvertire più il peso del corpo. Senza saperlo, appunto, adotta il linguaggio dei mistici. Eccolo, il particolare. E poi la mensa con i frati, dove è lui che serve. Lui, il professore, che si dedica, come già abbiamo sentito, ai mestieri più umili. E Dinetto conosce perfettamente, qui ce lo dimostra, il linguaggio plastico dei grandi maestri, ma anche gli insegnamenti di un più moderno Carrà, il colorismo veneto. Accosta quindi sapientemente tradizione e modernità, affondando sicuramente, lo vedete anche in questo particolare, le radici in immagini arcaiche, nella semplificazione formale, e di tutto questo riesce a dare una sintesi spaziale, mistica e luminosa. Perché vi parlo di queste vetrate? Sicuramente perché è il modo per ripercorrere visivamente. È un po' come accadeva, ricordate, no? Per la famosa Bibbia dei poveri nelle chiese romanico-gotiche. Per ripercorrere, dicevo, attraverso queste immagini la vita del beato, ma anche per farvi capire che all'interno della chiesa, di questa chiesa, abbiamo opere di artisti importanti. E il momento della morte, il 15 agosto 1947, all'età di 47 anni, il giorno dell'Assunta. Il momento della morte è un momento forte, rappresentato da Dinetto con questa intensità espressiva delle immagini. E lui l'aveva detto durante un colloquio con il parroco di Santa Lucia di Piave. Tra l'altro, mentre passavano sulle loro teste degli aerei, e il parroco gli aveva chiesto: ma tu che parli con il Signore, dimmi quando finirà la guerra. E lui rispose: ne avremo per un altro anno. E di te, chiese il parroco, che cosa sarà? Io, rispose il beato Claudio, ho chiesto la grazia di patire come Gesù e mi ha esaudito. Fu terribile, infatti, la sua malattia, il tumore al cervello e anche il fatto che lui avesse profetizzato: per l'Assunta me ne andrò. Per l'Assunta, appunto, eccola qui, rappresentata nella parte alta di questa vetrata, dove Dinetto lascia emergere quella che è tutta la sua attenzione nella rappresentazione delle figure femminili alla eredità dei grandi maestri del Rinascimento, in una armonia compositiva assolutamente perfetta. E questo è il volto del beato Claudio che potete vedere nell'icona a lato.
Il volto del Beato Claudio, io non vi parlerò di questa icona, ma mi interessa farvi notare come all'interno di questa tavola sia presente, eccola qui, e poi capiremo bene il perché, anche se già è stato in parte anticipato, perché c'è la chiesa di Sant'Augusta e quindi perché noi oggi siamo qui ad unire all'interno di questa chiesa questi due nomi, Sant'Augusta e il Beato Claudio. Al di sotto di quell'icona l'estasi di Sant'Antonio che muore contemplando il volto del Signore. C'è una scritta, Video Dominum Meum, è un'opera del 1939. Sant'Antonio è steso orizzontalmente su un lettino, il capo è chinato ed è poggiato su un cuscino. Io vi faccio vedere queste foto e ringrazio per queste foto Federico Campodall'Orto che le ha fatte per me, per questa serata, e che ci permettono, lo vedrete, di cogliere, di apprezzare, di entrare in alcuni dettagli che altrimenti non si riescono a vedere. Le membra comunicano l'incipiente rigidità della morte, le mani sono incrociate sul petto. La testa è modellata a piani larghi e vedete che il corpo indossa il ruvido saio francescano ed ha una forma estremamente semplificata. Ma ecco qui il sorriso di cui vi parlavo prima, che vi ho fatto vedere in quel volto della Madonna di Chiampo. È un sorriso celestiale quello che fiorisce sulle labbra del santo, è un sorriso che si riflette nello sguardo, uno sguardo rapito in un'apparizione, è un volto tranquillo, gli occhi sono aperti, guardano verso l'alto, le labbra sono leggermente dischiuse e questo sorriso tenue, appena percettibile, ne distende i tratti in una espressione di grande serenità. Sta morendo, ma è rapito in una visione celestiale e sente vicino il dono della vita eterna. È l'inizio di un tempo di luce. Vedete che ritorno su questa parola chiave, luce senza fine. Dall'altro lato, specularmente, l'altare della Dolorata con il Cristo morto. Per questo Cristo Fra Claudio lavora intensamente all'interno di un piccolo laboratorio che aveva ricavato con le sue mani in una ex falegnameria qui all'interno del convento. È la sua opera più sofferta, ma anche la più amata, della quale progetta tutto. Progetta anche l'altare che lui pensa debba essere come una sorta di calvario. C'è sopra infatti il dipinto dell'amico Bepi Modolo, c'è la Madonna e la Madonna in questo modo ha ai suoi piedi il corpo di Cristo morto, in una sorta appunto di deposizione. La pietra nera dell'altare, la pietra grigia del sepolcro, all'interno del quale troviamo il corpo bianco, perfetto, lucidato in marmo di Carrara, il corpo di Cristo, illuminato da due oblò che non si vedono, ma che ci permettono, ecco perché vi facevo prima l'invito di entrare in questa chiesa in qualsiasi ora della giornata vi capiti di passare. Io ci entro in qualsiasi momento
e sempre la luce è diversa e sempre la luce ti permette di cogliere particolari, espressioni, movimenti della materia che la luce come quella che vedete ora, che non è una luce naturale, non permette certo di cogliere. L'altro giorno sono entrata e c'era un fascio di luce che entrava da un oblò illuminando soltanto i piedi di questo Cristo, un'immagine che mi ha commosso particolarmente. I particolari di questo Cristo li potete vedere in questa serie di immagini dove noterete come il corpo è assolutamente perfetto, modellato nel marmo di Carrara, ed è un corpo dal quale i segni della passione sono spariti. Perché vi parlo dei segni della passione? Perché Fra Claudio, per realizzare questo che sente il suo lavoro importante, questo è il suo lascito più importante, questo è il suo grande capolavoro, ha studiato a lungo il sacrolino, la sindone, ne è rimasto particolarmente colpito quando l'aveva vista nel 1933 e si era documentato, aveva pregato, aveva riflettuto, aveva pensato e letto sulla sindone e il suo desiderio era quello di creare una scultura che rappresentasse il momento preciso in cui da quel lenzuolo Cristo risorge, passa dalla morte alla vita. È l'attimo quindi che precede la resurrezione, l'istante preciso che separa la morte dalla vita, quello che noi vediamo davanti ai nostri occhi con questa scultura. E lui vuole in questo modo dare tridimensionalità, volume alla figura impalpabile sul sacrolino della sindone. Realizza quindi una icona tridimensionale, l'icona del Cristo dei 3 giorni, che dalla crocifissione al sepolcro sta per trasformarsi in luce, appunto, in luce che acceca. E il Beato Claudio lavora pregando, quindi lavora come un iconografo, prega il suo lavoro e in questo corpo, lo potete vedere qui, lo potete vedere anche in questa bellissima immagine, nulla appare più come segno di morte. Sono spariti i segni delle torture che l'uomo della sindone aveva subito prima di essere crocifisso. È un corpo dall'apparenza perfettamente risanata, dalle proporzioni perfette, è un corpo bellissimo. Le proporzioni sono proporzioni auree, sono membra di una bellezza maestosa, perché così, secondo il Beato Claudio, era Cristo. Così non poteva che essere Dio. Lui è convinto che la sindone sia l'immagine di Dio. E in questa inquadratura, ripresa leggermente dall'alto verso il basso, si coglie questa figura che emerge, che prende corpo appunto dal sudario, questo sudario arrotola morbidamente dietro la testa e sotto i piedi, come una pergamena che si apre. Una visione dall'alto, il corpo è un corpo a grandezza naturale, 1,83 m, di una perfezione, di un'armonia, di un equilibrio assoluto. Prima abbiamo sentito parlare di quel grande accademico Adolfo Wild. Ecco, sicuramente
nella scultura del Beato Claudio troviamo una ricerca di purismo, di sintetismo plastico, che può anche essere accostato, perlomeno al primo periodo di Wilt. Ma lui va al di là della freddezza formale, va al di là del simbolismo, perché per lui l'immagine è l'icona, appunto. Mi piace particolarmente questo dettaglio. Io prima vi dicevo che sono sparite da questo corpo le ferite, le percosse, gli ematomi presenti nel sacrolino che l'uomo della Sindone ha subito. Però qui vediamo le ferite della crocifissione, ancora visibili certamente i fori e la ferita nel costato, ma sono ormai diventati soltanto memoria di una battaglia vinta. La forma che è in questo caso depositaria della universalità del dogma, della sacralità, della spiritualità dell'essere, rimanda, lo vedete anche nel volto, appunto all'icona. È il verbum, è logos, quindi è ordine, è perfezione. Guardate questo volto, guardate questa testa, sono sparite completamente le ferite puntiformi del casco di spine. Non vediamo più la rottura, la frattura del setto nasale presente nel sacrolino. Le chimosi sullo zigomo destro visibili nell'uomo nella Sindone sono spariti. Cristo è ormai pronto a sedere alla destra del Padre. È un volto dalle labbra dischiuse. Se voi lo osservate entrando con una luce particolare, avete quasi la sensazione che queste labbra siano in procinto di muoversi. Il Beato Granzotto ha colto la presenza di Dio nella bellezza, nell'arte, ed ha in questo modo trasformato, e vi spiegherò perché, la scultura in un mezzo di evangelizzazione, in uno strumento di apostolato. Perché? È semplice comprenderlo. Perché noi, di fronte a quelle membra di incredibile bellezza, siamo portati direttamente al centro del mistero. Il Beato Granzotto ci chiede, con questa sua immagine di Cristo, di comprendere il senso della sua liberazione, della sua fatica, del tormento che gli è costato l'apparire, l'aver attraversato peccato e inferno, fino al momento supremo dell'abbandono e del grande grido sulla croce. Ci chiede di aprire gli occhi e di vedere la luce, la sua luce, di cogliere la rivelazione. Perché la morte è la fine di tutto, ma soltanto per chi non sa vedere oltre. Questo è il grande messaggio che il Beato Granzotto qui ci lascia con questa scultura. Grazie.
Siamo all'ultimo passaggio del nostro percorso impegnativo di questa sera ed è la lettura di una testimonianza di Don Guerrino Cescon, una testimonianza che è stata pubblicata l'anno della beatificazione di Fra Claudio, nel 1994, in cui Don Guerrino Cescon, che era il rettore del santuario di Sant'Augusta, ricorda quella notte, in quell'estate del 40, quando conobbi Fra Claudio. Volevamo fare questa serata l'anno scorso, a 80 anni da quell'evento, poi per la pandemia non è stato possibile. Ecco, ma l'origine di questa serata è proprio questa testimonianza che adesso vi leggo. Ci siamo incontrati e conosciuti la prima volta a sorpresa per puro caso nell'estate del 40 al santuario di Sant'Augusta. Lui, 40 anni, un personaggio, un santo, un artista di stile già professore di scultura affermatissimo, diplomato brillantemente all'Accademia delle Belle Arti di Venezia, frate minore, laico in saio francescano, ospite del convento di San Francesco in Vittorio Veneto. Tutto e solo fame e sete di santità. Uomo austero e dolce, semplice ed essenziale, ricco di fantasia ed inventiva, un perfezionista. Fratello questuante, asceta e mistico, frate artista della materia e dello spirito. Non ha ancora raggiunto la perfetta letizia, ma si porta dentro un'incontenibile carica di pace e gioia e possiede un potenziale spirituale immenso. Irradia Dio e il soprannaturale vi traspare da tutta la sua persona. Si riconosce e si identifica nel profeta Geremia: Signore, mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre. Fra Claudio è tutto qui, un innamorato tenero e forte di Gesù e della Madonna. Il suo messaggio: aiuterò, consolerò tutti. Io, 25 anni, appena ordinato sacerdote il 2 giugno del 1940, appena abilitato al ministero delle confessioni, appena nominato cappellano a Serravalle e rettore di Sant'Augusta, ancora inesperto di guida e cura d'anime, principiante in tutto, timido e ingenuo. Fra Claudio, quella domenica dell'estate 1940, si trovava al santuario, punto di riferimento e di rifornimento dello spirito, come Pio Pellegrino, in visita votiva sulla tomba di Sant'Augusta, verso la quale sentiva una misteriosa attrazione mistica e nutriva una particolare devozione coltivata fin da bambino in famiglia e in parrocchia, maturata ultimamente in convento a Vittorio Veneto. Io vi ero salito come ogni domenica per svolgere il mio compito di rettore incaricato per il servizio del culto. Al mio ingresso in chiesa, la prima cosa a colpirmi e a sorprendermi è stato proprio Fra Claudio. Era là, in un angolo della cappella di Sant'Augusta, inginocchiato sul nudo pavimento, profondamente assorto in preghiera, mani alzate, volto raggiante, quasi trasfigurato, occhi fissi all'altare della Santa, dove stavano esposte le reliquie di Sant'Augusta. Stupore e sorpresa. C'era Dio dentro a quel frate. Sinceramente, il personaggio aveva incominciato a stupirmi e a conquistarmi più per il fascino spirituale della sua santità che per il suo atteggiamento.
che non era fatto di spettacolo e di immagine per esibizionismo, ma di convinzioni e di valori, di divine trasparenze. Quel fratello laico era pieno di Dio, ci credeva e pregava sul serio. E anche per me la vista di quel frate in preghiera era bastata per rivelarmi l'esistenza di Dio, per farmi sentire la presenza di Dio. E questa è la santità. Fra Claudio è lassù, luogo sacro di attrazione e irradiazione di santità, come l'ultimo figlio di San Francesco, povero e umile, per verificarsi con se stesso sulla propria identità e autenticità umana, per far chiarezza e trasparenza nella propria vita, per confrontarsi e configurarsi con Santa Augusta, cristiana, vergine e martire, sulla triplice dimensione di autentico cristiano, autentico frate, autentico artista, ma anche e soprattutto perché si porta dentro la bisaccia da fraticello questuante molte cose da dire e anche qualcosa da dare a Santa Augusta. In particolare, secondo una sua scala di priorità, le bozze del suo capolavoro più amato e più sofferto, il Cristo morto della Sindone. Una sua sofferenza interiore che a momenti gli procura un velo di rossore al volto, a momenti lo copre di tristezza. Ha 40 anni, ma non ha ancora emesso i voti perpetui. E lui si ritiene un frate minore tuttora incompiuto, imperfetto, non abbastanza santo, che è la sofferenza di tutti i santi. Una sua insicurezza vocazionale. È ormai sicuro della sua vocazione artistica, ma non è interiormente altrettanto sicuro della sua vocazione religiosa. Un suo dubbio atroce e inquietante. Ma, e se fossi un illuso o un esaltato, oppure un presuntuoso? Molti semi di contemplazione, molti stimoli di santità. E poi una sua suggestione spirituale, un sogno custodito nel fondo della bisaccia. Durante l'intervallo tra le due messe, fra Claudio rinuncia a fermarsi in chiesa a pregare e viene invece subito in sacrestia. Oltre che per gesto di cortesia, saluto e presentazione, come nel suo stile, lo fa perché ha un ardente desiderio da esprimere e un personalissimo favore da chiedere, nonché qualche confidenza da esternare, come se io fossi suo amico e suo confidente da sempre. L'anno prossimo, l'8 dicembre 1941, festa dell'Immacolata Concezione, dovrebbe fare la professione solenne, emissione dei voti perpetui di povertà, obbedienza e castità, ultimo atto ufficiale della consacrazione religiosa della sua vita a Dio, frate minore a pieno titolo, per sempre. Da quando è entrato in convento si è lasciato sedurre dal Signore, ritiene con tutta umiltà e sincerità d'aver scoperto e intuito che la totale e definitiva consacrazione della sua vita a Dio è segno e impegno di chiamata alla santità, che il binario che porta alla santità è l'Eucaristia e l'Immacolata, che dono e culmine della vita consacrata è sublimazione dell'amore sponsale nelle nozze mistiche con lo sposo divino, Gesù, pregustamento di beatitudine evangelica e anticipazione di visione beatifica. Custodisce in fondo al cuore una suggestione spirituale, così la chiama lui candidamente, cioè un sogno che non osa quasi manifestare. Prima e in preparazione alla professione solenne, possibilmente durante l'autunno 1941, si sente sollecitato dallo Spirito a fare, con il permesso dei superiori, in forma del tutto privata e segreta, una esperienza mistica,
consistente nel trascorrere una notte intera solo chiuso dentro al santuario, di intensa preghiera contemplativa, anche con l'uso di strumenti di penitenza alla maniera dei monaci di clausura, come personale regalo di nozze allo sposo Gesù l'8 dicembre 1941. A Fra Claudio piace volare alto, pensare alla grande, amare sommo. È un perfezionista in arte e nello spirito, un notturnista di ore di adorazione notturne nella chiesa del convento. Ora aspira e sogna la notte mistica al santuario di Santa Augusta e si confida e me ne parla a cuore aperto, con la semplicità e la sincerità del fanciullo che è in lui, con lo slancio e l'ardore del giovane che ha preso la cotta per lo sposo divino, con la consapevolezza dell'uomo maturo, libero e responsabile. Me ne parla anche con il suo viso d'angelo, la faccia pulita e gli occhi celestiali da contemplativo di Dio, con il soprannaturale che traspare da tutta la sua persona. E chiede a me che cosa ne penso, chiede a me, rettore del santuario, il benevolo assenso alla sua avventura mistica. Fra Claudio attende, fiducioso e trepido, una risposta, un segno di solidarietà, di simpatia e di speranza. Io ho un attimo di smarrimento, ma non lo do a vedere. Resto in silenzio, senza parola, sconvolto e confuso, molto imbarazzato e molto commosso, più che altro con quale pensiero contrastante dentro in più. Mi raccolgo un attimo per una preghiera del cuore. Invito anche lui a recitare con me un'Ave Maria a Santa Augusta e ci lasciamo prendere e condurre dallo Spirito di Dio a fare tutta la sua volontà. Il resto è il seguito, le altre cose che ci siamo dette e confidate, quelle rimangono nel segreto del mio cuore e me le porterò nella tomba. La conversazione molto intima e confidenziale è durata una mezz'oretta circa. Era la prima volta che ci incontravamo e conoscevamo e ho avuto, almeno io, la netta sensazione di trovarmi davanti a un uomo, a un frate, a un artista di tutto rispetto, davanti a un vero uomo di Dio. È stato sufficiente perché nascesse tra di noi un rapporto di stima e di fiducia reciproca, di rispetto e di affetto, di confidenza e di dolce e profonda amicizia spirituale, tale che andrà sempre crescendo a ogni altro incontro e non si estinguerà più. Fra Claudio era entrato nella mia vita, non finirà più di stupirmi, convincermi, conquistarmi, sia sotto il profilo umano che sul piano del soprannaturale. Sono passati oltre 50 anni, eppure ha lasciato una traccia così profonda nella mia anima che non riuscirò a dimenticare mai, e tuttora mi tiene legato alla sua santa memoria da sincera e sentita venerazione e da intensa e commossa gratitudine. Gratitudine. Fra Claudio è il primo santo, vivo e vero, in carne e ossa, incontrato e conosciuto agli inizi del mio iter sacerdotale. Poi ne sono venuti altri. Fra Claudio è il tesoro evangelico nascosto e scoperto sul colle di Santa Augusta, di cui io sono il legittimo usufruttuario. Dal 1940 al 1947, anno della morte, ci siamo visti varie volte, o al santuario o in convento, e ogni incontro mi ha lasciato dentro qualcosa, sempre mi contagiava spiritualmente. A oltre 50 anni di distanza mi resta ancora molta nostalgia di Fra Claudio, insieme a un po' di mestizia, la mestizia di non conoscerlo ancora abbastanza e di non amarlo ancora abbastanza. Don Guerrino Cescon. Questa testimonianza è apparsa nel dicembre del 1994 sull'Azione, ma tra le cose che restavano
a Don Guerrino, ci sono anche altre cose e alcune le vedete qui davanti, in queste 3 bacheche, purtroppo non messe molto bene, ma... E allora, qualche anno fa, ed è stato Don Paolino Carrer che aveva raccolto da Don Guerrino Cescon questa testimonianza e anche altre cose che aveva tenuto Don Guerrino Cescon e gli ha consegnato prima di morire. Ci sono alcuni disegni di Fra Claudio per Sant'Augusta, che credo è la prima volta che vengono mostrati. Questa è una parte, quella più significativa. Ho qui i fogli scritti a macchina. Pro memoria, Santuario di Sant'Augusta, Vittorio Veneto, oggetto progetto ristrutturazione dell'altare di Sant'Augusta, scultore Fra Claudio Granzotto. Annotazione. Fra Claudio nel 1936, dal 36 al 47, risiede ed è ospite quasi in continuazione presso il convento di San Francesco in Vittorio Veneto, da dove sale spesso per devozione personale al santuario di Sant'Augusta. Don Guerrino Cescon, dal 1940 al 47, anno della morte di Fra Claudio, è il rettore del santuario di Sant'Augusta. Vede, conosce e incontra con una certa frequenza Fra Claudio Granzotto. Nell'anno 1944 e o nel 1945, delicatamente sollevato dallo stesso Fra Claudio, emerge il problema di ristrutturare l'altare Ancona di Sant'Augusta della Cappella della Santa. Don Guerrino molto cortesemente prega e sollecita Fra Claudio a farsi carico del problema, a prestare i propri buoni uffici con la sovrintendenza ai monumenti di Venezia, ad approntare una sua proposta progetto, soluzione di massima, per una mini ristrutturazione con le autorizzazioni di rito. Fra Claudio, con impareggiabile disponibilità, è ben lieto di consegnare a Don Guerrino i rotoli di disegni da lui elaborati per visione e conoscenza. E qui abbiamo una parte del primo e secondo rotolo. Il primo rotolo contiene, numero 1, un lucido con il progetto di ristrutturazione dell'altare di Sant'Augusta, con Ancona vista di fronte. Numero 2, la copia conforme col timbro della Sovrintendenza dei Monumenti Medievali e Moderni di Venezia, e poi una copia senza timbro. Il secondo rotolo contiene il lucido con progetti di ristrutturazione dell'altare di Sant'Augusta visto da profilo, con la copia con timbro della Sovrintendenza dei Monumenti Medievali e Moderna di Venezia, e poi una copia senza timbro. E in mezzo c'è uno dei disegni fatti a china del Beato Claudio, con l'immagine di Sant'Augusta e della Santa, del convento del santuario della Santa. È stato espresso a Fra Claudio apprezzamento, ringraziamento, gradimento e gioia, ma insieme ci si è anche chiesti: e adesso come ci muoviamo? Che cosa facciamo? I rotoli con i disegni mini progetto di massima sono rimasti in deposito agli atti dell'archivio di Sant'Augusta. Siamo rimasti d'accordo che Fra Claudio avrebbe curato personalmente l'ulteriore corso e il perfezionamento della pratica presso la soprintendenza. Don Guerrino Cescon, impossibilitato a dedicarsi al santuario perché temporaneamente assente da Vittorio Veneto, al rientro si trova di fronte a questa triste realtà. Fra Claudio, aggredito violentemente da tumore maligno al cervello, ricoverato d'urgenza all'ospedale di Padova, è deceduto il 15 agosto del 1947. Da allora tutto è rimasto bloccato, nel più assoluto silenzio, nello stato e grado in cui era alla data del 15 agosto del 1947. Restano in sospesi alcuni interrogativi, per esempio, a che punto era il rapporto fra Claudio e la sovrintendenza e il santuario, a che punto il rapporto fra soprintendenza e Don Guerrino,
Che valore hanno oggi i disegni di Fra Claudio per la sovrintendenza? Esiste qualcos'altro? Precisazioni. Fra Claudio ha sempre dato le sue prestazioni a titolo grazioso e come testimonianza della sua devozione a Sant'Augusta. Ha solamente accettato e gradito il dono di una piccola reliquia di Sant'Augusta con autentica vescovile. Dubbi come avrebbero accolto la mini ristrutturazione i vittoriesi e i devoti di Sant'Augusta? Queste sono le ultime note. E allora possiamo vedere, ecco, questi disegni. E ecco, ci fermiamo qui. Lasciamo adesso l'ultima pennellata di questa sera ancora alla musica e veramente ringraziamo tutti voi per aver partecipato a questo momento così bello. Ringrazio anch'io tanto e di cuore Gianni Carminati perché è stato lui a premere su questa cosa. Ringrazio Don Paolino Carrer che non può essere qui con noi perché è lui che mi ha consegnato questo materiale alcuni anni fa e adesso è stato possibile vivere questo momento. Questa serata giunge al suo epilogo con il saluto musicale di Lorena e di Federica. Ne è valsa la pena anche la fatica di indossare per un'oretta la mascherina. Abbiamo percepito delle emozioni spirituali piuttosto significative da questo luogo, dalle opere, dalle figure dei due santi, dalle parole dei relatori, dalle testimonianze che abbiamo ascoltato. Ecco, mi sembra che però anche emergano i compiti per casa. La professoressa Uliana ci diceva che è opportuno ritornare in questa chiesa alla luce del giorno per poter contemplare queste vetrate e anche con una nuova consapevolezza guardare a queste opere. Davvero il saluto e il ringraziamento ci accompagnino a concludere bene questa serata.
Chiudiamo con l'ultimo brano di Johann Sebastian Bach, come la maggior parte di quelli che avete sentito questa sera. Grazie ancora a tutti e buona serata, buon rientro.